Aumentano in Veneto gli incidenti mortali sul lavoro, 11 morti in più rispetto all'anno precedente. I dati del 2015 parlano chiaro e lanciano un allarme su una piaga, quella delle morti bianche, difficile da debellare anche nella nostra regione. Lucia Cappelletti. 64 vittime sul lavoro, quinta regione in Italia per le morti bianche, con un incremento del 13% rispetto all'anno precedente. Anche nel 2015 il Veneto si conferma uno dei luoghi dove si verifica il maggior numero di infortuni mortali nei posti di lavoro. A dirlo la ricerca appena pubblicata dall'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega Engineering di Mestre, che ha elaborato i dati diffusi dall'INAIL. Magliana era Verona, dove i decessi sono stati 14, seguita da Venezia con 11 vittime. 10 morti registrati a Treviso, Vicenza e Padova, 7 a Rovigo, provincia nella quale il rischio mortalità risulta più elevato, con un'incidenza di 67,4 vittime ogni milione di occupati, contro una media nazionale di 35,7. Chiude questa triste classifica Belluno, dove le morti bianche nel 2015 sono state 2. A perdere la vita sul posto di lavoro sono soprattutto uomini tra i 45 e i 54 anni, impiegati in particolare nel settore edile, quasi il 16% del totale, nei trasporti, nelle attività di magazzino e in quelle manifatturiere. Dati che rivelano un aumento degli incidenti mortali che tra ottobre e novembre sono più che raddoppiati rispetto ai primi mesi del 2015, segno che la prevenzione e le campagne per la sicurezza sono utili ma non bastano. Serve una maggiore consapevolezza dei rischi da parte dei datori di lavoro ma anche degli stessi dipendenti e soprattutto più controlli per tentare di arginare un fenomeno che continua ad essere preoccupante.